non vorrei infierire sul PDL, ma la situazione che si è determinata in queste elezioni con la sconfitta di tutti gli uomini di Giancarlo Galan, ad esempio, penso a Conte a Padova, a Gerolimetto a Treviso, ma non solo i suoi candidati, anche per esempio a Treviso, dove pure c'è Sacconi, che è la provincia più rappresentata a livello istituzionale, c'è Fabio Gava, c'era il capogruppo di regione, c'è stata una fortissima pressione. È vero che quello che diceva Giorgetti, e cioè che le persone non sono riconosciute nel PDL, ma si riconoscono per fortuna nella coalizione. Resta il fatto che volete rifondare il partito. Vorrei capire cosa succederà nel PDL adesso. Ma innanzitutto dobbiamo fare una riflessione sul fatto, la premessa è quello che ho detto prima: abbiamo vinto o non abbiamo perso, quindi partiamo da questo dato che è un dato di continuità, esatto, che è il valore assoluto. All'interno di questo dato non vedo una situazione drammatica, nel senso che ho già sottolineato come il PDL abbia avuto comunque un'erosione e una flessione. Non ci nascondiamo dietro un dito. Questa flessione è una flessione che vale circa 4 punti percentuali rispetto al dato delle europee 29, noi passiamo a quasi 24,74, quindi 4 punti circa di differenza. Questi 4 punti sono ovviamente riconducibili dal nostro punto di vista prioritariamente al fatto che c'è stato comunque il cambio della guida della coalizione. Quindi questo è un dato che è assolutamente chiaro. Noi avevamo un'aspettativa ed era giusto che noi lavorassimo, detta con grande serenità, caro Renzo, per mantenere comunque la percentuale e il dato delle europee. Questa era la nostra missione. Credo che sia abbastanza fisiologico una riduzione di consenso in questo tipo di quadro. È altrettanto chiaro che sul tema interno non voglio commentare chi passa a livello di preferenze. Anzitutto credo che sia doveroso da parte nostra, lo faccio volentieri, ringraziare tutti i candidati del Popolo della Libertà perché hanno fatto un lavoro enorme, un lavoro probabilmente mai visto prima in termini di mobilitazione. I risultati sono risultati che comunque non rendono, io credo, totalmente giustizia al lavoro anche dei singoli, come spesso accade in politica, però non mi sento di dire che è stata bocciata una linea a vantaggio di un'altra linea. Abbiamo un gruppo consiliare che emerge dal dato elettorale che è molto serio, un gruppo capace, un gruppo fatto di elementi di novità ma anche di continuità significativa, quindi credo che siamo nelle condizioni migliori per poter affrontare le sfide che abbiamo messo nel programma e che sono state prima ricordate. Vorrei anche ribadire che comunque non si tratta in questo momento da parte nostra di dire come Popolo della Libertà abbiamo vinto in senso assoluto. Abbiamo vinto in una logica di coalizione con Luca, siamo riusciti a ottenere un grande risultato che ci consente di lavorare bene nei prossimi 5 anni. Certo, l'auspicio da parte mia, il dovere da parte mia è fare un'analisi da parte nostra molto puntuale di quello che è accaduto e lavorare per il futuro per rafforzare ulteriormente il Popolo della Libertà. Del resto il dato che emerge qui è anche molto chiaro. Noi abbiamo 2 vasi comunicanti di un elettorato che ovviamente ha fiducia prima di tutto in Luca ma nella coalizione, che ha dato grande fiducia alla coalizione, che quindi all'interno della coalizione oggi ha privilegiato il partito di riferimento Lega, ma sono assolutamente convinto che in una logica seria di lavoro da parte del Popolo della Libertà è possibile tranquillamente anche recuperare consenso. La cosa bella di questo dato elettorale è che Luca Zaia e la coalizione sono andati a rodere voti al centro-sinistra, quindi non mi pongo nemmeno un problema di recupero sulla Lega eventuale nei prossimi tempi. Il nostro è un tema di guadagno ulteriore di consenso in funzione degli obiettivi che raggiungiamo, quindi da questo punto di vista abbiamo un margine di recupero enorme. Credo che la drammatizzazione sarebbe sbagliata, perché se andiamo a vedere i dati complessivi del Nord, al Veneto, alla luce del dibattito che c'è stato, dell'attenzione nazionale che c'è stata su questa vicenda, devo dire che per quello che ci riguarda, rispetto ad altre regioni, siamo contenti di questo risultato.
Salmaso Telechiara, nella percentuale plebiscitaria, come ha detto lei, delle sue preferenze, sicuramente c'è parte dell'elettorato cattolico, che di certo è una radice della nostra regione. Ecco, come intende conciliare valori come la solidarietà sociale e l'accoglienza e il rispetto dell'ambiente nel suo governo? Beh, c'è sicuramente questo alto senso di responsabilità e ringrazio per la domanda. Del resto a me risulta che ancora oggi i 4.882.000 veneti si ritengano comunità cattolica dalle profonde radici cristiane. E quindi noi siamo lì a interpretare, lo abbiamo fatto dalla prima parola del nostro programma all'ultima, ma lo faremo con i fatti, ad esempio difendendo fino in fondo tutti i temi che ci competono, che so, la difesa delle radici cristiane, la difesa della nostra identità come territorio, il fatto ad esempio di avere un occhio di attenzione per la scuola paritaria. Penso che io in campagna elettorale ho avuto il piacere di incontrare le scuole materne e di capire che 90.000 bambini sono presenti in queste scuole e che hanno modo di avere quotidianamente un messaggio rispetto a quei valori cristiani che ci hanno contraddistinto come società. Non è un caso che un veneto ogni 5 faccia volontariato. E rispetto all'ambiente io ci ho appena fatto un libro che si chiama Adottare la terra, il titolo è Adottare la terra, nel quale parlo di tutti questi valori, del no agli OGM, del no alle modificazioni genetiche, della difesa del consumo di prossimità, del chilometro zero, delle dinamiche ambientali. Insomma, l'ho messo nero su bianco in tempi non sospetti, non ha nulla a che vedere con la corsa alle regionali, perché è un libro che parla di etica, di consumo responsabile, di spreco del cibo e anche di integrazione. Voglio ricordare che la nostra comunità è ai primi posti nazionali per tutti i progetti di integrazione, che ne dicano poi i nostri detrattori, ma dove governiamo noi comunque gli immigrati hanno un trattamento di favore. Voglio ricordare che io sono stato il primo ad aprire a livello nazionale uno sportello che fa 13.000 utenze all'anno, è stato aperto nel 1995 proprio in questa provincia, assieme alla Caritas, per dare servizi agli immigrati che vengono qui non a riempire le patrie galere ma a lavorare. Prego, c'è Francesco Dalmas. La proposta che fai sull'autonomia in sostanza e di competenze esclusive, per esempio sull'energia, potrebbe prefigurare che si punta nel Veneto al no alla centrale nucleare, oppure per quanto riguarda la scuola all'insegnamento del dialetto sulla base della legge 482 già usufruita da altre regioni. In questo senso, ieri sera Bortolussi ha lanciato una proposta sul nucleare, sulla termovalorizzazione eccetera, potrebbe aprirsi un campo di trattativa e di negoziato anche con la maggioranza. Beh, dico che Bortolussi ha fatto bene nel suo ruolo di oppositore, fa tutte le proposte che vuole. Noi sappiamo con certezza che da un lato, e voglio ricordare anche per evitare che si continui con questa leggenda metropolitana, che la scuola pubblica ha già una possibilità di autonomia scolastica per un 20% delle ore, quindi io conosco insegnanti venete che già hanno deciso che invece di mettere i ragazzini in questo 20% di ore a lavorare il pongo, il dash, a fare i vasetti per gli omaggi di fine anno scolastico, magari parlano di storia locale, parlano di prodotti tipici, fanno lezioni identitarie, magari spiegano anche la differenza della nostra lingua. Qualcuno mi ha detto che il veneto non è una lingua. Beh, potremmo aprire un grande ragionamento su questo, partendo dalle carte campane del 960, arrivando fino al 2010. Diciamo che comunque è stata la lingua della diplomazia internazionale per centinaia di anni. Pensate che la biblioteca di Atene, se avete possibilità di andarci, ci sono i trattati di Atene fatti con la Russia, quindi con lo zar, per gli scambi nel Mediterraneo, scritti in veneto, in pieno splendore della Serenissima. Per quanto riguarda quindi scuola o energia, noi siamo assolutamente coscienti della responsabilità che abbiamo, però direi anche di non mettere il carro davanti ai buoi. A tutt'oggi non esiste una candidatura del Veneto per le centrali nucleari, cioè rischiamo veramente di parlare di temi che rischiano poi di non essere neanche attuali.